Buonasera, buonasera a tutti. Grazie del silenzio. Allora, a nome del Comune di Vittorio Veneto, a nome della sezione ANA di Vittorio Veneto, vi do il benvenuto a questo concerto spettacolo, chiamiamolo così, che abbiamo intitolato Memorie di guerra, armonie di pace. Lo capiremo durante la serata il motivo del titolo. Adesso spero di non ubriacarmi con questa luce, ma insomma, al limite se cado, aiutatemi. Come dicevo, un concerto spettacolo, nel senso che vedrete, sapete che ci sono ben 5 cori questa sera che canteranno, ma non solo, ci saranno anche delle letture, perché saranno appunto un unico racconto che vuole raccontare la crudeltà della guerra, partendo dal coro di voci bianche, note di colore, racconta della spensieratezza, della serenità dei bambini prima della guerra. Poi la guerra scoppia e ci sono tutte le crudeltà e le sofferenze della gente, dei bambini in particolare durante la guerra, e verranno raccontate dai testi e dai canti dei 3 cori ANA della sezione di Vittorio Veneto. Il coro nell'ordine di esecuzione, il coro Col di Lana, il coro Vittorio Veneto e il coro Mesulano. E poi la guerra finisce e riparte, diciamo, la speranza dei giovani, alcuni dei quali erano anche entrati in guerra, avevano attraversato la guerra, ma alla fine della guerra c'è la speranza della pace, che appunto viene interpretata da un coro di giovani, i piccoli che sono cresciuti durante la guerra, e il coro di Sing Over Sound. E basta, come introduzione penso che basti, e invito qui a dare il suo saluto alla sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana. Attenzione alle scale, sindaca, perché se cade la responsabilità è sua. Tutti gli altri lo stesso, sempre sua la responsabilità. Allora, sindaca, grazie di essere qui. Come diceva, anzi diamoci del tu, perché è inutile che facciamo manfrine. Come dicevi in sede di presentazione, è una serata intitolata Memoria di guerra, perché è importante fare memoria, perché altrimenti, anzi, in questi tempi ci sembra di capire che non abbiamo imparato niente dalla storia. Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie Alessandro. Innanzitutto permettetemi un saluto a tutti voi che siete qui, vi do il benvenuti e grazie di essere qui stasera, di condividere questa bellissima serata. Saluto le autorità presenti, il colonnello Furlan, l'onorevole Piero Fassino e il sindaco di Revinellago Massimo Magagnin e l'assessore di Collumberto e tutti i rappresentanti degli alpini. Veramente un saluto caloroso a tutti quanti. Dicevi bene, questa sera ricordiamo i 110 anni dall'inizio della Grande Guerra, il tragico evento dove, hai detto bene, morirono tanti soldati, giovanissimi tra l'altro, dove i nostri territori furono martoriati e subirono appunto patimenti, per appunto eravamo al fronte, sì, occupati, e quindi i nostri nonni ci hanno raccontato insomma quello che avevano vissuto all'epoca. Poi l'80° della liberazione, un movimento, grazie anche alla Resistenza, che ha saputo unire un popolo, grazie appunto al movimento della Resistenza, tanti giovani che si sono messi assieme per liberarci dal nazifascismo e quindi dar vita alla nostra grande Repubblica. Se ti interrompo, ricordiamo che Vittorio Veneto non solo è nota nel mondo per essere stata teatro della conclusione della Prima Guerra Mondiale, e quindi centriamo con la Prima Guerra Mondiale, centriamo anche con la Resistenza, perché la nostra medaglia d'oro è dedicata proprio alla Resistenza. Esatto, ricordiamo poi la medaglia d'oro al valore militare di Vittorio Veneto rappresenta tutto il vittoriese, tutti i comuni limitrofi e tutti coloro che hanno contribuito. Io passo ai ringraziamenti, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e hanno fatto sì che questa serata si realizzasse, innanzitutto gli alpini, saluto e ringrazio i cori che si esibiranno, permettetemi un ringraziamento agli uffici che hanno organizzato l'evento, un ringraziamento all'assessore Barbara Denardi che ha curato in minimi particolari la serata di questa sera, e scusate se dimentico qualcuno,
Ultima cosa, Mirella, diciamo, è importante ricordare, facciamo memoria, ma lasciamo, come capiremo nell'ultima parte del concerto, gettare dei semi di pace di cui c'è assolutamente bisogno, e lo capiamo perché per molti di noi, forse quasi tutti in questa piazza, non sono mai stati così vicini alla guerra come adesso. Esatto, hai ragione Alessandro, memorie di guerra, armonie di pace, voglio dire, come hai detto tu, sembra che la storia non abbia insegnato nulla, però io sono convinta che tutti noi che siamo qui stasera abbiamo appreso tantissimo dalla storia, e noi siamo uomini e donne di pace, e quindi auguro a tutti una buona serata. Grazie al sindaco di Vittorio Veneto, e salutiamo anche chi ci segue dalla tenda TV, tutti i telespettatori o i navigatori della rete che appunto ci seguono tramite la nostra emittente vittoriese, che negli ultimi periodi raccoglie consensi a palate. Allora cominciamo, perché non siete venuti a ascoltare me, ma a ascoltare sicuramente i cori e le letture. Nel chiamare il primo coro, intanto che lo introduco, il coro Note di colore, venite pure su ragazzi. No, l'applauso lo facciamo dopo, quando ho finito di presentarli, grazie. Allora, abbiamo detto, in questo racconto di questa serata si parte dalla spensieratezza, dalla gioia dei bambini piccoli che per definizione giocano, si divertono, vivono la vita con la massima serenità e sono ignari di quello che sta poi per scoppiare, cioè la guerra. Si sta disponendo, lo vedete, il coro Note di colore, diretto da Sabrina Zanette, qui sì ci sta l'applauso. Grazie. Al pianoforte Davide Daros, e come vedrete Irene Recchia sarà all'organo e tastiera, Tobia Darè chitarra, tastiera e violino, Matteo Darè e Matteo Costacurta alle percussioni. Canteranno 5 brani, tutti i cori di questa sera canteranno 5 brani. Per non rovinare il clima li presento tutti all'inizio, quindi li faranno in sequenza. Cominceranno con Airia di Xavier Sarasola, poi Ogni bimbo di Angelo Bernardelli, Banaha è una canzone folk congolese, La tua storia di Mario Lanaro e Oye di Jim Papulis. Ma prima di cominciare col canto ascolteremo la filastrocca dell'amicizia di Gianni Rodari, letta da, vediamo se c'è, ancora non c'è, sta arrivando, la filastrocca dell'amicizia di Gianni Rodari, letta da Gloria Armellin. Dice un proverbio dei tempi andati, meglio soli che male accompagnati. Io ne so uno più bello assai, in compagnia lontano vai. Dice un proverbio chissà perché, chi fa da solo fa per tre. Da questo orecchio io non ci sento, chi ha 100 amici fa per 100. Dice un proverbio ormai da cambiare, chi sta solo non può sbagliare. Questo, io dico, è una bugia, se siamo in tanti si fa allegria.
Superare
Bravi ragazzi, complimenti. Per chi resisterà, ci vediamo dopo. Mi riferivo ai più piccolini, ovviamente. Allora, mentre invito il coro Ana Coldilana a posizionarsi, volevo introdurre, dopo che sono scesi i più piccoli, vedete? Venite pur su, grazie. Il secondo coro appunto è il coro Coldilana. Abbiamo sentito la gioia dei ragazzini che cantavano spensierati, che gioivano come è normale per dei bambini. Poi però arriva la guerra e i bambini scoprono questa realtà terribile. La loro quotidianità si spezza, non si gioca più, non si ride più e si scoprono concetti come fame, freddo, paura. Questa è la guerra per i bambini. Abbiamo detto il coro Ana Coldilana diretto da Sabrina Carraro e qui ci sta l'applauso. Grazie. Come vedete alle spalle del coro Coldilana c'è anche il coro Mesulano perché canteranno un brano insieme. I brani che cantano al pianoforte tornerà come prima il maestro Davide Darros. Canteranno, dicevo, Fiol della guerra di Giorgio Susana. Loch Lomond è un canto popolare scozzese in sua elaborazione di Jonathan Quick, Piccolo Lagazzuoi di Federico Bassetto, Alpini nella steppa di Dante Cornero e Monte Pasubio di Beppi De Marzi, arrangiato dal maestro Lanaro. Prima, per introdurci in questo brano, il lettore Chester, anzi sono due lettori che ci leggono I bambini giocano di Bertolt Brecht, leggono Francesca Stefano e Mirko Canzian. I bambini giocano alla guerra. È raro che giochino alla pace, perché gli adulti da sempre fanno la guerra. Tu fai pum e ridi. Il soldato spara a un altro uomo, non ride più. È la guerra. C'è un altro gioco da inventare. Far sorridere il mondo, non farlo piangere. Pace vuol dire che non a tutti piace lo stesso gioco. Che i tuoi giocattoli piacciono anche agli altri bambini, che spesso non ne hanno, perché ne hai troppi tu. Che i disegni degli altri bambini non sono solo dei pasticci, che la tua mamma non è solo tutta tua. Che tutti i bambini sono tuoi amici. E pace è ancora non avere fame, non avere freddo, non avere paura. Sora
Grazie, grazie ai cori Coldilana e Mesulano. Marco, vuoi suonare un brano? Allora, mentre invito, appena sono scesi i due cori qui presenti, mentre invito il coro Ana Vittorio Veneto a salire, invito anche l'assessore Barbara De Nardi, assessore agli affari istituzionali del Comune di Vittorio Veneto, che è stata una sicuramente delle massime promotrici di questa serata. Ci mettiamo qua perché hanno detto che così ci vedono meglio, se siamo lì siamo solo delle ombre, che potrebbe anche essere positivo, ma insomma. Allora, assessore, intanto sei contenta? Contentissima, oggi ero abbastanza nervosa, nei giorni scorsi causa meteo ancora di più e oggi pomeriggio alle 4:30 ero già qua che disturbavo i tecnici che stavano E montando. che facevi la danza del sereno. No, ma su quello ormai le previsioni meteo erano abbastanza concordi, quindi... Ok, allora venendo alle cose serie, tu sei, oltre a essere assessore a Vittorio Veneto, sei anche vicepresidente nazionale dell'Associazione Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, che è un'associazione storica che adesso si sta rilanciando e volevo chiederti di illustrare, sia pur brevemente. Sì, l'Associazione Nazionale dell'Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto nasce nel 1970 per volontà di un gruppo di cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto che si sono ritrovati a Genova, a Rapallo più precisamente, e hanno chiesto al Comune di Vittorio Veneto di poter porre la sede nazionale dell'associazione nella città che ovviamente aveva il maggior collegamento, visto che ne portava il nome dell'ordine. Col tempo i soci sono venuti tutti a mancare, perché ovviamente per motivi anagrafici non ci sono più cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto. L'ultimo è morto nel 2008. E nel 2021, su stimolo della consulta delle associazioni combattentistiche d'arma di Vittorio Veneto, il Comune ha modificato lo statuto, consentendo ora l'iscrizione a chiunque si riconosca negli scopi dell'associazione stessa, che sono principalmente quello sostanzialmente di portare avanti la memoria dei Cavalieri di Vittorio Veneto, la memoria di quello che fu la Grande Guerra e tutto il dramma che con essa ha portato nei nostri territori ancora di più, e un ragionamento storico e culturale soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. E quindi questo è, diciamo, un'occasione buona per divulgare questi valori. Sì, assolutamente. Insomma, siamo davanti a Palazzo Minucci De Carlo. Camillo De Carlo fu medaglia d'oro della Grande Guerra, quindi ovviamente ricordiamo anche lui questa sera. Ricordiamo Alessandro Tandura, visto che stiamo ricordando anche l'80° della Resistenza, anche Luigino Tandura, altre 2 medaglie d'oro di Vittorio Veneto, per cui insomma questa sera rendiamo omaggio e ricordiamo guardando al futuro, con la speranza che sia, come diceva il sindaco, una lezione quello che è successo, per non ripeterla mai più. Grazie a Barbara De Nardi, accomodati pure, andiamo avanti col nostro racconto. Abbiamo sentito il coro Coldilana lo scoppio della guerra, poi la guerra in tutte le sue crudezze, il pericolo, le trincee, la distruzione. La guerra entra nel vivo. Si è sistemato il coro Ana Vittorio Veneto, diretto da Carlo Berlese. Applauso. Proporrà anche il coro Ana 5 canti, Senti cara Ninetta, brano popolare, armonizzazione di Beniamino Sanson, la tradotta, popolare, elaborazione di Efrem Casagrande, Monte Canino, brano popolare, elaborazione di Fernando Mengozzi, da Udim siamo partiti, armonizzazione Agostino Dodero, e Siamo i vostri fratelli, del maestro Carlo Berlese. Prima ci sarà un brano che diciamo racconta un po' lo spirito dei Cavalieri di Vittorio Veneto, scritto e letto da un consigliere nazionale dell'associazione stessa, che è Fabio Moscat, che ha appunto preso dei brani da Arturo Busto, Ludovico Caprara, Vincenzo Acquaviva e Giuseppe Ungaretti.
Il monte Seibusi costituisce una delle tante piccole quote del Carso meridionale che scendono a picco sulla pianura di Vermigliano, dominandola completamente. Nel giugno 1915 gli austriaci ne occuparono il ciglio meridionale, in trincee improvvisate, protette solo da battute di alberi. La zona neutra e la quota 118 risultavano essere ricoperte di cadaveri dell'offensiva dell'ottobre-novembre 1915 e osservando bene si notavano, fra i resti delle uniformi, le mostrine delle diverse brigate, il che provava quale ecatombe di fanti abbia causato l'esistenza di attaccare a qualunque costo le formidabili posizioni nemiche. Molto facemmo a riparo delle nostre trincee, sistemando più igienicamente ed umanamente le salme dei caduti, ma molto rimaneva ancora da fare per lo sgombero di cadaveri giacenti fra le opposte linee. Si trattò di sistemarli di notte, ma il compito era estremamente pericoloso perché di notte la quota 118 era la meta preferita dei tiri nemici, tiri continui, intensi, efficaci. Molti portaferiti furono colpiti nel compiere il pietoso servizio e seguendo le prescrizioni. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrate nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. I nostri uomini, muniti del distintivo di portaferiti, disarmati e con le barelle, uscivano dalle nostre linee e tentavano di ritirare i cadaveri. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte. Foglia appena nata, nell'aria spasimante e volontaria rivolta dell'uomo, presente la sua fragilità. Fratelli. Dalla linea nostra ogni tanto si alzava qualche gemito, qualche bestemmia e si vedeva qualcuno sanguinante che tornava indietro solo o accompagnato. Vidi i primi soldati che si lanciavano, rimisi il coraggio e saltai fuori anch'io. E dopo i miei uomini, tutti. Il nemico della linea opposta aveva prontamente iniziato un tiro di fucilleria e di mitragliatrici. Le pallottole mi fischiavano attorno. Era una tormenta di piombo. Per fortuna però molti shrapnel scoppiavano alti, ma le granate erano terribili. Una che mi cascò vicino mi buttò a terra altri 2 soldati. Mi rialzai sporco di fango, ma gli altri 2 erano rimasti lì fulminati. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Il 4 novembre 1918 ci troviamo all'Estance. La notte che ha preceduto la giornata del 4 l'abbiamo passata quasi all'aperto, sbandati, sbalorditi di vedere razzi di tutti i colori. Il nostro compagno Rota ha anche esso esaurito tutti i colpi della pistola veri. Ma dunque la guerra è finita? Noi non sappiamo nulla. Il freddo è intenso e non si trova nulla da mangiare e né da bere. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade. Ho tanta stanchezza sulle spalle. Lasciatemi così come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le 4 capriole di fumo del focolare.
pa
Grazie al coro ANA Vittorio Veneto che scende dal palco. E intanto invito il coro ANA Mesulano a raggiungermi quassù appena il coro ANA sarà sceso. Continuiamo il nostro racconto. Abbiamo sentito lo scoppio prima abbiamo cominciato con i bambini spensierati, lo scoppio della guerra, i bambini che si rendono conto di questo mondo che cambia, la crudezza della guerra, e adesso arriviamo a un punto di una violenza e di un'assurdità della guerra che i bambini faticano a capire. Bambini che sono cresciuti e alcuni di loro a loro volta vanno in guerra. Questo, diciamo, è la parte di racconto di questa storia. Prego al coro mesulano, è la parte la massima esplosione della guerra. Col coro mesulano sale anche il coro Coldilana che farà un paio di canti. Intanto che si sistema, anticipo che canterà il Capitan della Compagnia, canzone popolare su arrangiamento del maestro Lanaro, Val Alpin su armonizzazione di Agostino Dodero, all'Ave Maria di Marco Maiero, Cercheremo di Marco Maiero, Resterà la luce di Giorgio Susana. Al pianoforte il maestro Davide Da Rossa, il coro ANA Mesulano diretto da Sabrina Zanette. E prima di cominciare, non avevo chiamato l'applauso maestro perché era partito da solo. Prima di cominciare sentiamo il testo, vi assicuro che è un pugno nello stomaco questo testo, ascoltatelo. Si intitola L'orrore della guerra di Simone Savogin, legge Simone Saccon. Non ho mai imparato le stelle, papà, e mi sarebbe tanto piaciuto. Sentir l'erba tagliata che piange rugiada e le dita stanche che tirano i capelli del mondo. Come sempre è questione di spazio e momento. Loro spente e sparse, io che le indico e ne disegno i contorni, più eterne delle nuvole ma solo per poco. Non ho mai detto ti amo a nessuno, papà, perché insegnate l'orgoglio? Quel credere di meritare di più e perdere fiumi di sorrisi e respiri. Aveva quegli occhi di acqua di luce, furbi e vivi, da meritare cuscini. Vorrei una voce migliore per dirlo domani. Sì, forse domani, forse. Non ho mai letto un fumetto, fumato sul letto, raggiunto quel punto di incontro fra resto del mondo e realtà sullo sfondo, cantato a sgolarmi, voluto le armi, saputo adattarmi ai suoi ritmi notturni e diurni e rumori attutiti. Tra fumo e detriti, sgualcito lenzuola con giochi proibiti, da chi poi? Da chi li ha provati e trovati squisiti, votato partiti, capito quei riti, veduto gli dei che hai fatto reali e spacciato per miei. Finito di essere ciò che vorrei, una voce diversa da quella che sei. Visitato Shanghai, detto mai e poi mai, preso mani e poi rami e giocato agli indiani, abbracciato ubriaco un amico fidato, dato tutto e poi pianto per essere rimasto deluso. Rinunciato al mi scusi, baciato a occhi chiusi, accettato i soprusi di chi si sente al di sopra di tutto e di tutti, fatto a gara di rutti, inferto insulti a quei bruti che me ne hanno elargiti, agitato vessilli per strada fra strilli, ho gridato aspri strali, sentito di essere parte di uno dei vostri stati, invasi da invasati e divisi da divise, tracciati su mappe diverse dal vero, posseduto davvero dato che io sono del mondo e non viceversa. Versato veleno, viaggiato su un treno, sorriso sereno e vissuto bei sogni, spremuto ogni goccia del tempo presente, sentito il suono inumano del niente. Dammi la mano e poi stringi, papà, devi dirmi davvero il perché siamo fermi a dar sfogo agli istinti mentre il mondo buono ci accoglie e noi a togliergli vita e aria e sangue per avere e non essere, correre e vincere come i bambini più piccoli di me, come gli animali che diciamo inferiori. Ironia del destino ti sento e avvicino distinto la porta, ma non ci riesco, non esco. E scopro che il viaggio è solo una giostra a cui poco importa.
Pensa alla sorte che scopre le carte in un lampo di vita che ci vede vicini. Tu tra assassini a 6 anni da qui segui, sguardi, segugi, gridi, guarda sgualdrine, e ne sbatti una terra e guerra, si sa, si può tutto e di più, e poi tu farabutto ne abusi e usi le armi con sprezzo, che tanto il prezzo di quel pezzo di carne è meno di zero, non vale niente davvero, e respira straziata, ma stai zitta, puntandole in bocca a un'altra bocca di ferro. Fa freddo e il sapore è più o meno lo stesso. Passo spesso le notti a cantare fra i botti le ninne nanne di nonna con mamma che piange, mi stringe e finge sia un gioco. Poco fa il tuo mortaio ha capito, mi ha colpito dritto nel petto e ha distrutto quel tetto che mi divideva dal cielo e mi ha regalato le stelle. Ti sei ricordato del mio compleanno, papà. Grazie.
grazie a Coro Mesulano e Coro Coldilana. E ci avviamo alla conclusione, ma manca ancora un coro che invito a salire, il coro dei giovani Sing Over Sound. Forza, forza. Ah, sono già qua. Bravi, bravissimi. Nel nostro racconto andiamo alla conclusione. Alla fine della guerra i bambini che nel frattempo sono cresciuti hanno la speranza che sia finita, una speranza di vita, una speranza di pace, una speranza di bontà, una speranza di amore universale. E appunto ce la cantano i giovani del coro Sing Over Sound, diretto da Sabrina Carraro. Eccola qua. Ci canteranno, sono tutte canzoni ovviamente da giovani, Sure on This Shining Night di Morten Lauridsen, Roots di Siv Doblos, Il cammello e il dromedario su arrangiamento di Marco Simeoni, Grace Kelly, arrangiamento pure di Marco Simeoni, Un bacio a mezzanotte di Kramer e Giovannini. Al pianoforte il maestro Davide Daros, ma prima di... Giusto l'applauso anche al maestro. L'ho nominato tante volte, ma un applauso se lo merita. Prima dei loro canti sentiamo un brano di Mahatma Gandhi, Prendi un sorriso, legge Deborah Casagrande. Prendi un sorriso, regalalo a chi non l'ha mai avuto. Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte. Scopri una sorgente, fa bagnare chi vive nel fango. Prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha pianto. Prendi il coraggio, mettilo nell'animo di chi non sa lottare. Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla. Prendi la speranza e vivi nella luce. Prendi la bontà e donala a chi non sa donare. Scopri l'amore e falle conoscere al mondo.
saresti un dromedario magnifico anche tu, se solo non avessi quella brutta gobba in più. In un deserto un giorno si incontrarono, senza volerlo per caso si incontrarono, un dromedario ricco ed un cammello povero. Si salutarono, sovrapassarono, poi si fermarono, ci ripensarono e ritornarono, si riguardarono e il dromedario disse così, perché tu c'hai due gobbe, io ne ho solo una, perché mi parli imbambolato dalla duna, perché continui a masticare e non rispondi, dammene una, se me la vendi una fortuna ti darò, sì ti darò. Il cammello gli rispose: Mi hai rubato la parola
È una sfortuna per te avere una gobba sola. Ti manca davvero poco per essere un cammello perfetto. Con te la natura ha sbagliato per difetto. Poveretti tutti e due, ognuno trova belle soltanto le gobbe sue. Così spesso ragiona al mondo tanta gente che trova sbagliato ciò che è solo differente. Così si riconferma che il cammello è vivo muto e il dromedario monogama resterà. Monogama resterà. I want to talk to you. The last time we talked to Mrs. Smith, you reduced me to tears. I promise you, it won't happen again. Do I repulse with my crazy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be awesome, I could be lonesome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me? Without making me try. I try to be like this Kelly. My love's such a sad. So I try and look ready. I'm very anti-tea. I could be violet sky. I could be purple. I could be purple. I could be anything you like. Gotta be clean. Gotta be me. Gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you open that door? Getting angry doesn't solve anything. What you think? Tell my baby, putting my life on the brink. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you like us? Should have been over, should have been older, just to be more on your shelf. I tried to be like Grace Kelly, but the lyrics were too slow. So I tried Annie Lefreddy. I'm very anti-tea, say what you want to satisfy yourself. Hey! But you only want what everybody
vacillar, non ti fidar. Non ti fidar, senza clemenza, ma come te, senza pazienza, c'era parola, farmi dell'ar. Perché non mi parvenza, non curiosar, riesce sempre a farle sentire mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar fantastica. Grazie anche al Sing Over Sound, abbiamo quasi finito ma non abbiamo finito. E allora chiedo non solo a tutti i cori di raggiungermi quassù, ma assieme ai cori chiedo al presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Maurizio Casetta, di raggiungermi qua. Non vedo i cori che si muovono, sì, anche tutti i cori, perché ci sarà un canto finale. Presidente, ci sei? Allora, intanto farei un applauso al Presidente, che forse è la prima apparizione pubblica da quando è Presidente. Ma, qui a Vittorio. Ma vorrei anche prolungare l'applauso per chi ti ha preceduto, il Presidente Francesco Itrovigne, che è stato qui con noi tutta la sera. Allora, Maurizio, l'altro giorno ci hai confessato che quando ti è stato proposto di organizzare questo spettacolo non ci hai pensato molto. No, diciamo che una mattina, un pomeriggio, è arrivata Barbara Denardi, mi fa: cosa dici se facciamo un qualcosa per ricordare la guerra ma soprattutto anche per ricordare i tempi antecedenti la guerra e il dopoguerra. Credo di averci messo 3 secondi, ho detto sì, i cori sono con te e quindi faremo questa cosa. Adesso col senno di poi è stata una decisione veloce e anche giusta. È stata una bella decisione, perché non lo so se il pubblico che abbiamo davanti, che adesso lo vedo è numerosissimo. No, adesso non lo vedi perché con le luci qua. Non lo vedo, ma vedo le ombre in fondo. Dicevo, non so se il pubblico ha avuto i miei stessi sentimenti, però soprattutto quando ha cantato l'ultimo coro, tutti 20enni, 25enni, io pensavo che 110 anni fa, 100 anni fa, 110 anni fa, quei ragazzi lì non erano così contenti perché andavano tutti, posso dire il massacro? Posso dire il massacro, lo dico. Ecco, questo è quello che ho sentito io, e credo che questa sera abbiamo fatto assieme ai cori una lezione di storia, una gran lezione di storia. Aspetta, è giusto l'applauso. Basta se non mi emoziono. Non ti emozionare però. No, però volevo giustamente ricordare i concetti che tu hai espresso. La donata dell'anno scorso degli Alpini a Vicenza aveva come motto il sogno di pace degli Alpini. Quest'anno a Biella, pochi giorni fa, gli Alpini portatori di speranza. Tutti questi concetti sono racchiusi in questa serata. Assolutamente sì, come ho detto prima, appunto, qui questa sera ci stanno 120 anni di storia e ci sta molta cultura legata soprattutto al nostro territorio, visto che qui è finito finalmente il primo conflitto mondiale, per cui ecco, questo è quello che io ho sentito questa sera, e spero e mi auguro che tutti quanti abbiano avuto più o meno lo stesso sentimento.
Ascolta, un'altra cosa che diciamo che rappresenta da sempre anche gli alpini, veci e bocce, e qui stasera adesso non me ne vogliono né i bocce né i veci, non guardo nessuno, ma ci sono un po' tutti, no? Sì, ci sono 3 generazioni. Dai, 3 addirittura, sì, forse sì. 3 generazioni. Forse 4? Forse... Vogliamo i bisnonni qua allora. Forse 4, quindi abbiamo abbracciato tutta quanta questa fetta di popolazione, di gente, e credo che il pubblico abbia gradito questa miscellanea di musica, di concetti, di cultura, perché questa è stata anche cultura. Poi quella del dromedario è stata la fine del mondo. Altra cultura. Altra cultura. Ascolta, allora prima di salutarci devo fare dei ringraziamenti doverosi. Resta qua con me. Devo ringraziare, non spiego le ragioni, ma ringraziamo Michele Peruc, ringraziamo l'ingegner Silvano Tocchet, ringraziamo il Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta, il Centro Teatrale da Ponte, il maestro Davide Daros, i gruppi alpini che hanno collaborato per la logistica e mi pare che lavorino anche dopo per voi, i cerimonieri sezionali per l'accoglienza che hanno dato in piazza, i cori, Note di Colore, Coro Ana Mesulano, Sing Over Sound, Coro Coldilana e Coro Ana Vittorio Veneto. E adesso non so se chiedo troppo a quella telecamera lì se riesce a stringere sul foglio che mi hanno dato quei ringraziamenti, non so se ci vedi, c'è scritto basta ringraziare i cori, nel senso che non occorre ringraziare i maestri, invece io faccio il contrario e ringrazio quindi i maestri e gli chiedo loro di venire qua, Sabrina Carraro, Sabrina Zanette e Carlo Berlese. E un applauso sicuramente se lo meritano. Bene, siccome bastava ringraziare solo i cori, ho fatto così, ok? Allora Maurizio, prima di lasciare l'ultimo canto, allora in piazza non c'è più nessuno, qua abbiamo le luci, non c'è più nessuno, alla tenda sono tutti che dormono davanti alla televisione, quindi non c'è problema. Allora ti domando, non ci sente nessuno, sei appena diventato presidente? No, devi rispondere al microfono, tanto non sente nessuno. Facci una spoilerata, un'anticipazione. Che adunata vedremo a Vittorio Veneto da qua a qualche anno? Ci sono dei gesti da quelle parti lì. Dei testi? Dei gesti. Dei gesti? Che gesti? Non lo so. Ma non si vede da qua. Rispondi. Sto eludendo la risposta. Allora, la risposta è che se ovviamente ci sarà un aiuto dell'amministrazione comunale a questo punto, potremo fare qualcosa di molto interessante. Ti dico solo questo e basta. Non hai risposto? No, è chiaro che non ho risposto, però voglio dire, ci sarà dei bei momenti andando avanti. Adesso non farmi dire di più, non posso, non è giusto, non è corretto. Va bene, se la carriera politica è spianata, sei diventato un democristiano. Allora, prima di lasciarvi all'ultimo canto, voglio ringraziare anche tutti voi che avete avuto la pazienza e il piacere, spero, di stare qui ad ascoltarci. Io qui ero al coperto, lì vedevo che facevate qualche brivido, forse fa più freschetto in piazza, ma vi assicuro che è l'ultimo canto. Ringraziamo ovviamente chi ci ha seguito tramite la Tenda TV e l'ultimo sforzo. Ve lo chiedo, questo ultimo canto magari lo ascoltiamo alzandoci in piedi tutti, è un canto che in realtà non è un canto, è un inno. Buona serata a tutti.